qua era tutta terra del Contereai e allora eravamo 30 campi fin in fondo arriva la fabbrica dei Pagliandi. Fitavoli o mezzadri? Fitai. Che tipo di contratto? Oggi eravamo a affitto misto, Cioè? un quintale su turco, un quintale di formento, una gaeta a parte e basta. Un quintale su turco per campo? Per campo. E uno di frumento per campo? Una gaeta a parte. Cioè metà e metà? Metà e metà. E i concimi che li buttare? Non altri. Tutto vostro? Tutto nostri, no, tutto nostri. E vacche chi eri? Nostre. E com'è l'affitto misto? Onoranze, che aveva onoranze? No, niente. No, dico ieri è ora da dividere a ua, fai i modottini, dopo veniamo fuori al castello e non dico che perché contai i cesti. E ora i pesi non era per pesarla, poi e ora contai tanti, qua è voto, a numero 1 o a numero 2? Ma si dice stesso l'anno che ti voglio. Una volta era così perché non è mia che è maizia, una volta sai qualità, ma qui che era a mezzodia. Bisognava contare che anche i massi che facevano i massi di redigi, che contava i massi di redigi, perché una parte, e se no, i curava e gli faceva un tanto di peso. Era sui redigi? Sui redigi. E una volta era dura la mezzodria, perché un po' di rose in fiori, perché non stiamo a mangiarsi un po', perché una volta concime che era quel che era. L'altro solo concime doveva capitare? Buttavano solamente che la grassa che veniva sulla strada, veniva fuori dalla corte come aveva cavalli forsi di campi per chi scuorasse. E ora si metteva un strato di sto talusso di campo sulla corte, di sora, e cavalli forsi e fai uno sta bella riga di tarasso dritto il corso. E dopo qua barea e bestie che si menavano sulla corte e si buttava insieme per le ame venisse maturo. Quel terrasso dei fossi? Quel terrasso dei fossi, ora ogni tanto a 8 chiese di ora prima si menava tutte queste carriere attorno alla corte e si buttava su. Quando era così si inviava con qua urina di bestia e si metteva un bel strato di sto terrasso che si cavava i fossi. Era la lotta però dopo, perché tutti volevano cavarli ora i fossi? Sì, una volta era anche se le rive di strade si faceva quasi, si cattava lì perché uno la voleva, perché adesso e dopo i siesi. Adesso niente taglia cagato, poco can. Una volta si trovava a tagliare il siese ogni 3 anni, perché sennò quel dia brontolavano e si faceva tutti i bei siesi, era più. Ma ascolta, ma ogni 3 anni tagliare il siese come? Sì, ma qual era il metodo di taglio del siese? Cosa savi su sta siese dopo? Tagliavi tutto? No, e ora si assava su tutti i vidi che i rubini, dopo si assava il segar che si impiantava in mezzo perché i rubini si metteva a sue testate di piantare dei vidi, perché era più forte. E dopo i segari si tagliava ogni 3 anni perché veniva fuori tutti i pai da vidi. E per adesso si tagliava? Adesso via tutta batteria, diciamo tutta roba minua che adesso faceva fascine, e una volta il pan, non si faceva qui forni e legna. Ecco, ma ora non sa di diventare alto niente? Niente, no, ottaria, avremo e legname papà, perché io se fai le robe di cariche era meglio. Cosa facevi robe di cariche? Con gli olmi della campagna. E ora andai nel castello e mi occorreria per fare scale del carro, mi occorreria fare le robe, mi occorreria tanti lavori a scale a tesa, per esempio se andava su. E ora parla con il fattore, e si taglia, però veniva fuori via perché che paura che magari invece di venuto che tagliassi 4 cingoli perché gli alberi erano grossi, di chi eri? Era del Parone. Ah sì, qui restava del Parone. Qui era tutta la roba grossa restava del Parone, però per lei bisogna che ne ha te tagli 3 e bisogna che ne ha altri 3. Una volta era così di chi grossi. Bisogna tagliare il grosso, ma con butta a rama bisogna sarghi stoppare il buco che è il grosso. Da soffiare praticamente. Esatto, quella si dava su ogni 3 anni che veniva, si dava su, che la veniva. In questa maniera insomma si conservava sempre qualche albero grosso? Sempre.